Possiamo iniziare i nostri lavori e il primo punto, come avete visto all'ordine del giorno, specifica commemorazione del socio effettivo Leopoldo Mazzarolli. In realtà è una indicazione, diciamo forse un po' troppo sintetica, che non si tratta di ricordare, commemorare, onorare un socio effettivo, ma si tratta di ricordare un socio effettivo che è stato per 6 anni vicepresidente dell'istituto, per 6 anni presidente dell'istituto, che durante il periodo della sua vicepresidenza e della presidenza si è trovato a dover vivere e gestire un momento cruciale per la vita dell'istituto, che è stato per esempio, fra l'altro, l'acquisizione, il restauro, la preparazione della sede in cui siamo qua. Però ovviamente non sarò io a dover svolgere questo compito molto importante, sarà il collega socio professor Chan, che è in grado di farlo sicuramente molto meglio di me e credo molto meglio di chiunque altro, per cui gli darei subito la parola. Grazie. Prego. Grazie Presidente. Scusa se parlerò da seduto. Un'adunanza dei soci dell'istituto è per sua natura un'adunanza in cui l'animo viene attraversato da pensieri, sensazioni, sentimenti diversi e in un certo senso contrastanti tra loro. Di malinconia anzitutto, perché il suo tema risveglia in noi quel senso di mestizia che necessariamente suscita nella mente il pensiero della perdita non lontana ancora nel tempo di un collega illustre ed amico. Ma al sentimento di tristezza si affianca e si contrappone, per così dire, un momento quasi di orgoglio, un senso di fierezza che viene dal poter ricordare di avere avuto un consocio della statura scientifica e umana di Leopoldo Mazzarolli, un consocio che tanto si è prodigato nell'interesse dell'istituto, particolarmente come suo presidente per 2 mandati e poi come presidente emerito. Ma non solo in tali vesti, perché essendo stato eletto socio nel lontano nel 1900, egli prima aveva rivestito quasi tutte le cariche del Consiglio di Presidenza. Ma di tutta la sua opera per il nostro istituto dirò più avanti. In me specificamente affiora poi l'interrogativo: per quali ragioni, in quale senso e misura io possa ritenermi davvero legittimato a ricordare davanti a voi la figura e l'opera del socio oggi qui commemorato. Legittimato intendo sul piano sostanziale, al di là del fatto formale dell'incarico affidatomi dalla Presidenza e che in ogni caso mi onora. Può però soccorrermi in questo momento di dubbio il pensiero che sono chiamato a ricordare i meriti di un giurista, quale anch'io sono, ancorché delle 2 grandi branche in cui si articola l'ordinamento giuridico, il diritto pubblico e il diritto privato, Leopoldo Mazzarolli sia stato studioso e grande studioso della prima, nonché strenuo assertore della sua autonomia sistematica e scientifica, mentre io mi applico allo studio della seconda, al diritto privato. E tuttavia questa abbastanza netta distinzione e separazione dovrò in qualche modo cercare di superare e di dimenticare per non negarmi già in partenza ogni legittimazione a dire di lui come giurista, quand'anche voglia contenere il mio dire entro misure piccole o addirittura minime, posti i limiti del mio sapere. Ma vi è qualche altra connessione fra noi 2 da ricordare, e non collega di facoltà nell'ultima parte della mia carriera accademica, quanto l'avere avuto comune la terra natale, la città di Treviso, alla quale egli si sentì sempre legatissimo, oltretutto il fratello ne fu sindaco, se non ricordo male, e alla quale nell'ultima parte della sua vita egli stesso
anche se in modo non appariscente diede non poco. Non credo infatti di svelare retroscena da tacere se ricordo che la ricomparsa in Treviso dell'istituzione universitaria brevissima agli inizi del XIV secolo è sostanzialmente dovuta all'influenza che Leopoldo Mazzarolli aveva sul presidente della Fondazione Cassamarca, oltre che al prestigio di cui godeva nell'Ateneo Patavino. Un insieme di fattori e di interventi in varie direzioni che permisero all'allora preside di giurisprudenza Alberto Burdese, avallato ovviamente dal rettore Marchesini, di stringere l'accordo fra l'Ateneo Patavino e Fondazione Cassamarca, accordo che produsse l'apertura a Treviso della di Padova, i cui corsi ebbero inizio nell'autunno del 2000. Che molto di questo evento così prestigioso per essa, la città di Treviso, debba a Leopoldo Mazzarolli, ritengo di poterlo affermare con sicurezza, essendo stato in quel periodo tra i professori che diedero supporto e aiuto al preside Burdese per portare a compimento e a prima attuazione l'iniziativa di cui sto parlando. Procedendo per associazione di idee, ricorderò che la seconda città alla quale Leopoldo Mazzarolli si sentiva particolarmente legato, a parte Padova dove visse e operò per gran parte della sua vita, è proprio Venezia, per diversi e confluenti motivi, per le origini della famiglia che da alcuni secoli era entrata a far parte della nobiltà di terraferma, ed infatti egli, con malcelato ma legittimo orgoglio, si fregiava del titolo di nobilis homo, e poi per avere avuto qui a Venezia la sua prima cattedra a Ca' Foscari, e soprattutto per la sua lunga appartenenza a questo nostro istituto e per i ruoli che gli fu consentito di ricoprirvi e per il lavoro che gli fu dato di svolgervi. Ma è necessario che io riprenda una linea più ordinata nell'esposizione della vita e delle opere di Leopoldo Mazzarolli. Come ho già accennato, egli nasce a Treviso nell'ottobre del 1930, consegue la maturità classica nel liceo del Collegio San Pio X di quella città e si iscrive poi alla facoltà di giurisprudenza dell'Università di Padova. Qui ottiene la laurea con lode, elaborando sotto la guida di Enrico Guicciardi una tesi sul tema del rapporto di lavoro in prova del pubblico dipendente. Di Guicciardi diviene subito allievo e assistente e la sua carriera accademica acquista un ritmo molto veloce. Già nel 1958 riceve un incarico di insegnamento, ancor prima del conseguimento della libera docenza, che ottiene non molto tempo dopo, nel 1960. Nel 1964 risulta vincitore del concorso a cattedra ed è chiamato ad insegnare, come ho già avuto modo di dire, diritto pubblico qui a Venezia, nella Facoltà di Economia e Commercio. 3 anni più tardi, nel 1967, viene chiamato dall'Università di origine, Padova, per l'insegnamento di diritto pubblico generale e nel 1971 va a occupare la cattedra del suo maestro Enrico Guicciardi, prematuramente scomparso, cattedra che manterrà fino all'anno del suo pensionamento nel 2004. Viene ad assumere così anche la posizione di guida universalmente riconosciuta di quella che possiamo chiamare Scuola Patavina di diritto pubblico, che fu creata da Donato Donati e continuata dal suo principale allievo e seguace Enrico Guicciardi, il maestro, come ho già ricordato, di Mazzarolli. L'essenza di questa scuola, ma qui devo dire il mio pensiero si volge primariamente e specificamente alle caratteristiche dell'opera giuridica di Leopoldo Mazzarolli, ancor più che a quelle della sua scuola in generale. Le caratteristiche di detta scuola, dicevo, stanno nel vedere nel lavoro del giurista che in primo luogo rispettoso del dettato normativo, che non tende a sostituire le proprie scelte valoriali a quelle del legislatore perché le prime gli appaiono più aderenti alla propria idea di giustizia nel caso concreto. E tuttavia tale primario rispetto del dato normativo
non vuole sia inteso come pedissequa ed esclusiva aderenza al significato letterale della disposizione, bensì questa si propone di analizzare, inquadrandola nel contesto dell'intero ordinamento che è idealmente pensato con diverse parti, nonché leggendola nella prospettiva della vicenda storica che l'ha generata. Per questa via e così procedendo giunge alla fissazione del significato da attribuire alla norma scritta in discussione, ovvero, nel caso di lacuna, all'individuazione di un'altra, pur non esplicitamente espressa, sotto la quale sussumere il caso concreto sottoposto a giudizio, in quanto norma giusta nel senso di conforme all'ordinamento vigente considerato nel suo insieme. Con tale impianto metodologico Leopoldo Mazzarolli volse la propria attività di studio in primis alla materia urbanistica, della cui giuridicizzazione, se mi passate questo orribile neologismo, della cui costruzione in sistema giuridico, voglio dire, egli può a buon diritto essere considerato un pioniere. Ma soprattutto ebbero la sua maggiore attenzione i temi e i problemi della giustizia e del processo amministrativo. Con questo impegno di ricerca egli continuava il grande filone di studi del suo, ma al di là delle tradizioni di scuola, ben possiamo capire la particolare inclinazione di Mazzarolli verso questo settore dell'ordinamento, se riflettiamo sul punto che il processo amministrativo rappresenta uno strumento principe per la realizzazione dello Stato di diritto, per la tutela del cittadino nei confronti dei poteri della pubblica amministrazione, valori tutti questi che ben corrispondono alla Weltanschauung liberal moderata propria di Leopoldo Mazzarolli. Non continuerò questo ricordo di lui con un'elencazione delle sue opere, anche a volermi limitare solo alle principali. Annoierei soltanto soprattutto i non giuristi. Chi avesse curiosità in merito ne troverà l'elenco completo all'inizio della poderosa raccolta di scritti in suo onore, 4 grossi tomi, se non ricordo male, editi dalla CEDAM, che gli furono dedicati sia da studiosi del diritto pubblico, sia da colleghi cultori di altre branche dell'ordinamento giuridico. Quella che ho cercato di tratteggiare sin qui è la figura di uno studioso accademico, e questo volle essere primariamente Mazzarolli, un membro di quell'Universität der Ordinäre di cui incidentalmente ebbe occasione di parlare con riferimento a se stesso Benedetto XVI nel famoso discorso di Ratisbona. Avviata questa al declino con le trasformazioni sessantottine e l'avvento dell'Università dei grandi numeri, Mazzarolli si sentì naturalmente sospinto verso quelle istituzioni che continuavano a rappresentare l'Accademia nel senso tradizionale e classico del termine. Di qui il suo particolare attaccamento al nostro istituto e il grande significato che questo ebbe per lui. Il profilo dell'uomo che finora ho delineato ci darebbe l'immagine di uno studioso puro, lontano dagli interessi e dalle conflittualità della vita reale della società. In realtà non è affatto così. Del resto nessun giurista è stato fuori di ogni dubbio. Leopoldo Mazzarolli potrebbe esserlo completamente. La scienza del diritto è una scienza per la prassi. Mazzarolli, invero, è stato anche un rilevante operatore del diritto e una persona impegnata nell'amministrazione di diversi importanti enti. Avvocato per oltre 50 anni, membro del Consiglio Nazionale Forense, membro del Consiglio di amministrazione della CIGA, membro del Consiglio di amministrazione della Banca Antoniana, ora Anton Veneta Montepaschi, prorettore vicario dell'Università di Padova, membro del suo Consiglio di amministrazione, presidente della Fondazione Petrarca, ma soprattutto dobbiamo ricordare quanto egli fece per la guida e la conduzione quotidiana di questo nostro istituto, in qualità di membro del Consiglio di Presidenza dapprima e poi come suo presidente per 2 mandati, come ricordai all'inizio.
in che cosa consista la sua fondamentale opera per noi, può essere mostrato con una sola parola, circumspice, guardati attorno. L'acquisizione sotto la presidenza Zanettin, che ebbe però al fianco come aiuto ispiratore Leopoldo Mazzarolli, fu da quest'ultimo portata a compimento con la finale opera di restauro. L'istituto è cresciuto così non soltanto in magnificenza materiale, ma in capacità di realizzare e raccogliere iniziative e manifestazioni scientifiche e culturali di grande internazionale rilievo. Non permise mai, peraltro, Mazzarolli, che i suoi impegni professionali in questo ampio cerchiassero e impedissero l'assolvimento della sua primaria missione, l'operare come professore universitario. Designato quale presidente della Cariparo, rinunciò infatti alla prestigiosa e lucrosa carica perché implicante la collocazione in aspettativa rispetto alla sua funzione di docente, di ricercatore e di studioso. Non svolse mai attività politica, ma non volle neppure nascondere le sue idee fondamentali sulla res publica, come nel caso della sottoscrizione del Manifesto per la Libertà, promosso da un'ampia elite di intellettuali italiani. Per tutto questo suo operare ricevette riconoscimenti numerosi: la medaglia d'oro dei benemeriti della Scuola della Cultura e dell'Arte, la toga d'oro per il suo servizio ultracinquantennale come avvocato, la nomina professore universitario dell'Università di Innsbruck, la nomina cavaliere di grazia e devozione del sovrano militare Ordine di Malta e altri ancora. Vado a concludere con qualche breve annotazione sui modi con i quali soleva intessere i suoi rapporti con gli altri. Con i suoi studenti in primis, rispettoso delle loro persone in ogni momento, aperto alle loro richieste ed esigenze, basti pensare al numero di appelli straordinari che concedeva, senza derogare mai tuttavia ad un'oggettiva e rigorosa valutazione della loro preparazione. Se cerco però un sostantivo che connoti complessivamente il darsi agli altri, non saprei trovarne un altro più adeguato del termine eleganza, un connotato da intendere non solo come qualche cosa di innato, ma anche come il risultato di un costante autocontrollo, pure nello scrivere, un saper scrivere il suo sempre con grande chiarezza e precisione. Anche il considerare gli hobby serve a cogliere la natura e le caratteristiche di una persona. Quelli di Leopoldo Mazzarolli erano la lettura, aveva un amplissimo spettro di interessi, una grande passione per la musica classica, sinfonica ed operistica, la numismatica, in specie quella veneziana, le lunghe passeggiate, specialmente in montagna. Considerando quest'ultimo, tanto più dobbiamo ammirare l'eroismo con cui seppe affrontare i mali che lo afflissero nell'ultima parte della sua vita. Un'immagine mi rimarrà sempre impressa di lui. In mezzo alla strada, davanti alla chiesa dei Servi di Padova, seduto nella sua carrozzella, avvolto in una scura, piegato su se stesso e quasi impossibilitato a parlare. Pur ridotto in tale tristissimo stato, aveva voluto accompagnare nell'estremo viaggio Maria Antonietta, l'amatissima compagna della sua vita. Iddio gli fece il dono di tenerlo separato da lei soltanto per 33 giorni. Era il 4 marzo di quest'anno che ormai volge al termine. Ho finito. Grazie Presidente, grazie. Grazie per questa commemorazione e interrompiamo la seduta per qualche minuto. Grazie.